Ciao Ministro. Ciao Luca. Come va? Tutto bene, tutto bene. Stretta di mano al molinetto della Croda fra il presidente della regione Luca Zaia e il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, ma cordialità a parte restano distanti le posizioni sui fondi per la sicurezza idrogeologica, che pure è una priorità per Palazzo Chigi, rimarca l'ospite in visita al luogo del disastro. Non voglio appartenere a quei politici o a quei ministri che arrivano il giorno della tragedia dicendo faremo, provvederemo. Il problema del dissesto idrogeologico è una delle grandi malattie del nostro territorio. Ma il Veneto chiede molto di più di quello che il governo può dare. Siamo pronti a cantierare le grandi opere, ci mancano i soldi. Abbiamo presentato un progetto da 2 miliardi di euro nel 2010 che metterebbe il bollino della sicurezza totale a tutto il Veneto. Noi abbiamo questo accordo di programma che prevede 43 milioni di interventi sul territorio, 35, ripeto, a carico dello Stato, 8 a carico della Regione. I conti dunque non tornano. Il programma decennale per la messa in sicurezza del comprensorio veneto richiederebbe risorse 117 volte più consistenti di quelle finora liquidate da Roma. Ministro, l'ha detto a Zaia che 2 miliardi non ci sono per il Veneto? Non è questione, io penso che Zaia abbia fatto una dichiarazione giusta dal suo punto di vista. È giusto che Zaia faccia presente quelle che sono le esigenze dei territori, così come io devo dire quelle che sono le esigenze di tutto il territorio nazionale. Poi questa cosa si risolve se ognuno fa la sua parte. Il problema è che al momento la disponibilità per l'intero territorio nazionale ammonta a 2 miliardi e 300 milioni e oltretutto per il 30% è bloccata dai vincoli del patto di stabilità che le amministrazioni locali chiedono di poter sciogliere. Il Veneto è in grado di diventare regione modello a tutela del dissesto idrogeologico. Se il governo cerca un laboratorio ce l'ha già, è qui, il Veneto. Ed è da qui che anche il prefetto Maria Augusta Marroso vuole assicurare l'attenzione dello Stato, almeno per la tragedia di Refrontolo. Tutto quello che si può fare per aiutare la comunità sarà fatto sicuramente.